Mancano ancora quasi 3 mesi, praticamente un'intera estate davanti, ma la 76esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia ha già aperto il suo quartier generale tra il Palazzo del Cinema e l'ex Casino al Lido di Venezia. Il direttore del festival, Alberto Barbera, insieme alla sua assistente Angela Savoldi e a tutto lo staff della Biennale, società presieduta da Paolo Baratta che organizza la mostra, si sono trasferiti in pianta stabile al Lido. La mostra torna quest'anno con la consueta carata di star sul red carpet dal 28 agosto al 7 settembre. Il direttore Barbera, impegnato a visionare con i selezionatori e il suo staff oltre 2000 film, per il momento preferisce concentrarsi sulle proiezioni senza fare commenti, ma è probabile che già la prossima settimana possa arrivare qualche annuncio, dopo quello della madrina delle serate di apertura e chiusura Alessandra Mastonardi. C'è grande attesa anche per la giornata degli autori. Le strutture saranno le stesse, quindi la Villa degli Autori, pochi passi dopo l'Excelsior, e poi la Sala Perla 2, che insieme alla Mostra del Cinema e al mio collega Alberto Barbera. C'è grande attesa. Selezione compatta, corta, 11 film in selezione ufficiale, un solo premio e poi il premio del pubblico. Poi Gosetti fa una promessa che è una garanzia. Io sono in questo momento a Londra a raccogliere titoli, film, possibilità. Dopo la conclusione del Festival di Cannes, insomma, i grandi lavori e il conto alla rovescia verso la 76esima Mostra del Cinema di Venezia sono partiti.